Il caro energia e le ripercussioni che ha sulle bollette di cittadini e imprese è sicuramente un'emergenza. Era proprio per queste emergenze che non volevamo far cadere il governo Draghi, per affrontare le scelte che ci aspettano per un autunno difficile. Invece altri hanno preferito pensare al proprio tornaconto elettorale e alle esigenze dei propri partiti e non certo alle esigenze dei cittadini e delle imprese. E fra questi sicuramente non c'è il Partito Democratico. Ma oggi, a fronte delle elezioni, abbiamo bisogno di dire alcune cose molto chiare. Sicuramente bisogna proseguire nella transizione energetica e nel potenziamento delle energie rinnovabili. Sicuramente però bisogna anche continuare ad essere fermi nella condanna all'aggressione russa e non possiamo mettere già oggi in dubbio, come fa Salvini, le sanzioni a Putin, e nello stesso tempo andare subito a dare risposte a cittadini e imprese, con proposte fattibili, concrete e coperture economiche conseguenti. La prima, il raddoppio del credito d'imposta per le nostre imprese sulla bolletta dell'energia. La seconda, gli aiuti ovviamente alle famiglie già messi in campo e che vanno rafforzati. La terza, insieme a tutti i paesi europei, mettere in campo un tetto al prezzo dell'energia in vista dell'autunno. Ribadisco però, servono partiti, persone in grado di affrontare queste sfide, in grado di avere relazioni internazionali, in grado di rapportarsi in Europa e rendere l'Europa più forte. Per questo credo che queste sfide siano le sfide che abbiamo di fronte e in qualche maniera il Partito Democratico prova ad affrontarle con serietà e competenza come ha sempre fatto.